Benvenuti ragazzi in questo nuovo video dove in questo video parlerò dei pronostici delle due partite che si andranno a giocare tra una mezz'oretta, cioè Lecce-Parma e Lazio-Torino. Secondo me nella partita della Lazio che giocherà in casa, che sarà un fattore molto, diciamo, un fattore che coinvolgerà la Lazio a vincere davanti ai propri tifosi. E quindi il Torino, secondo me, visto che i campi della Lazio sono sempre stati difficili, i campi del campo della Lazio e della Roma, perché ricordiamoci che Lazio e Roma condividono lo stesso stadio, sono sempre stati due squadre difficili da affrontare. Sono c'è un campo molto difficile da giocare. Diciamo sarà una sfida molto intensa. Però prevedo un gol di Castellanos verso il 41esimo. Se non si fortunerà oppure uscirà prima del 41esimo. E prevedo sì, un gol di Castellanos su assist. Anzi no, mettiamo caso che si fa tutto il campo, prende palla al centrocampo, da rinvio di Provedella, che giocherà a Provedella, prenderà la palla al centrocampo e si percorrerà tutto il campo e segnerà. Poi andiamo a parlare di Parma-Lecce o Lecce-Parma, ma non mi ricordo. Lecce con Parma sono due squadre che lottano per la salvezza, quindi sono due big match per la salvezza. Non possiamo parlare per la salvezza perché siamo alla sesta, settima giornata. Quanto siamo? Magari scrivetemelo nei commenti. Ho già perso il conto tra Champions e campionato. Sarà una bella sfida. Io non ho fatto un pronostico su questa partita, non vi ho detto cosa giocarvi. Penso che ora è troppo tardi da giocare. Vi ho detto nel video di stamattina, di 2 o 3 ore fa, quando era prima di pranzo, che ho portato solo la Juve come pronostico, come schedina da giocarvi, poi ho portato la Lazio che ve l'ho detta e il Napoli se non sbaglio, sì anche il Napoli, forza Napoli sempre io prevedo un X2, o un pareggio, una vittoria della squadra in trasferta. Prevedo un gol del Parma e fatto da aspetta, un centrocampista, non mi viene il nome di questo centrocampista. E poi prevedo un gol del Lecce, 2 gol del Lecce e si finirà per il Lecce. Mi è venuto in mente comunque che il Lecce gioca in trasferta, quindi prevedo anche una piccola vittoria nella X2 del Parma, scusate, del Lecce. Come vi ho detto, ho un pareggio, ho una vittoria del Lecce. Poi domani passiamo a un big match che vi ho portato, cioè quello di Juve-Milan, o Juve-Milan, sì. Prevedo un gol del Milan
vi ho detto un X, un gol, scusate che avevo detto un gol. Praticamente prevedo il gol, quindi se vi ho detto gol, sarebbe il gol di entrambe le squadre. Quindi prevedo un gol di Vlahovic, guardate che vi dico. Comunque il Milan non gioca, se non sbaglio non gioca oggi, non mi ricordo quando gioca. Vabbè, passiamo al pronostico, prevedo un gol della Juve e del Milan. Del Milan secondo me segnerà un Nkunku da subentrato e invece della Juventus posso prevedere un gol o di David o di Vlahovic, dipende da chi giocherà a titolare. Poi passiamo a un altro match molto importante per il campionato, per i punti di in campionato, per diciamo chi sarà prima o seconda, o il Milan e il Napoli. Se vincerà il Napoli vince, il Napoli sarà sempre secondo rispetto al Milan. Ehm, Prevedo, come ho detto nel video di stamattina, delle 10 se non sbaglio, un gol cioè prevedo un 1 secco, ve l'ho detto da giocarvi. No, scusate, era nel video di sempre di 2 o 3 ore fa, nel video dei pronostici. Prevedo come vi ho detto, uno secco. E secondo me segnerà Scott che si sbloccherà su assist di David Neres che diciamo è in ballottaggio se potrà giocare dal primo o dal secondo minuto o dal primo minuto oppure entrerà verso la fine verso il secondo tempo, verso la fine del secondo tempo e fare se entra dal primo minuto, se gioca dal primo minuto, ehm, potrà fare un assist a Scott McTominay al 43esimo, su gol appunto di McTominay al 43esimo. Oppure se giocherà a partita in corso verso la fine del secondo tempo, no, verso il 70esimo, 75esimo, penso che farà un assist all'86esimo, alla fine um, alla fine del secondo tempo, verso la fine del secondo tempo, e che e Scott segnerà. Bene, ciao a tutti ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate un like e un'iscrizione e un commento facendomi sapere quando gioca la Juve perché non mi ricordo.